dentro ogni persona, che è scritta nel cuore dell'uomo. E questa legge naturale deriva, come si diceva anche nel Medioevo, dove le cose anche materiali delle persone erano specchio del divino, perché c'era il riferimento. Con l'occhio fisso alla legge di natura, abbiamo capito che cos'è, no? Trova in questa legge medesima il fondamento della divisione dei beni. Cosa l'uomo è fatto? Cosa sta iscritto dentro il suo? Qual è il suo vero desiderio? È vero che ne abbiamo tanti desideri, il problema è vedere che sono veri. Al giorno d'oggi qui abbiamo un rappresentante delle sentinelle in piedi, vero? Anche lì ti riscontrate con tanti desideri, il problema è che non sono legittimi, quello è il punto. È vero che ci sono tanti anche i desideri degli omosessuali, però non vorrei divagare adesso. Per carità, non divaghiamo, però per dire, ecco, non solo le leggi civili, ecco, è importante anche queste, che quando sono giuste, per San Tommaso d'Aquino, qui cita proprio la Summa Teologica, se una legge è ingiusta non è nemmeno legge. Non è nemmeno legge. Quindi le leggi civili, che quando sono giuste derivano la propria autorità ed efficacia dalla stessa legge naturale, quindi la legge positiva, la legge umana, deve essere conforme alla legge naturale. Quindi deve derivare, e la propria autorità ed efficacia è se corrisponde alla natura. Confermano tale a diritto e lo assicurano con la pubblica forza. Ecco, anche qui una distinzione acuta è proprio tra legale e legittimo. Cioè il cristiano è vero che deve sottostare alle leggi umane, ma lo deve fare con spirito critico. Deve sapere che se le leggi sono ingiuste non sono nemmeno leggi. E quindi deve distinguere ciò che è legittimo da ciò che è legale. Questo non vuol dire che uno deve eludere le leggi, attenzione, ma deve cercare di perfezionare le leggi affinché siano legittime, cioè vuol dire connaturate, chiamiamole così, ecco, alla legge naturale, che è la legge che ha impresso Dio, soprattutto i cattolici. Deve curare che le leggi siano giuste e quindi che siano legittime, perché se sono legittime non sono la libertà dell'uomo. Ed è qui che entriamo nel secondo elemento del vostro logo, che è la famiglia, perché l'unità di base del distributivo non è l'individuo, non sono nemmeno le corporazioni di altri mestieri, ma l'unità di base è la famiglia. Questa la vedremo soprattutto con McNabb, il teologo domenicano dopo. Quindi la famiglia, ossia la società domestica, società piccola, e si chiama società piccola ma vera, è anteriore ad ogni civile società, perciò con diritti ed obbligazioni, quindi anche doveri, indipendenti dallo Stato. Già Aristotele lo diceva, no? Che la famiglia viene prima dello Stato e quindi ha dei diritti e doveri che non possono essere alienati, inalienabili. E qui viene rimarcato anche da Leone XIII. Quindi è anteriore allo Stato la famiglia, vuol dire che viene prima, se viene prima ha diritti e doveri propri inalienabili. Quindi se una società distrugge la famiglia, distrugge tutto, questo è il punto. Senza famiglia non ci può essere civiltà, quello che stiamo vivendo purtroppo drammaticamente ai giorni nostri. Quindi bisogna sostenere, è obbligo, la Chiesa l'ha sempre sostenuta, lo Stato deve sostenere la famiglia, vedremo in che modo, in che forma, ma soprattutto sono le persone, e io dico i cristiani, che devono comprendere cosa fare per la famiglia, come ci si deve muovere. Certo, se qualche famiglia, dice, si trova per avventura, come purtroppo si trovavano, in sì gravi strettezze, adesso il linguaggio insomma è quello del 1900, però si capisce, che da se stessa non le ha fatto possibile uscirne, in condizioni in cui non vede una prospettiva, cosa bisogna fare? Qui vedete che sono enunciati due principi che regolano la dottrina sociale della Chiesa: la solidarietà e la sussidiarietà. Molto se ne parla, spesso non si capisce cosa fare. Allora sì, qui in questo caso che la famiglia non è in grado di provvedere per diversi motivi, sì che lo Stato deve intervenire o altri enti devono intervenire col principio di solidarietà, ma laddove la famiglia è in grado di adempiere, di svolgere il suo compito, diritto dovere di educare i propri figli, eccetera, con tutte
le altre relazioni, allora ci deve essere la sussidiarietà, bisogna lasciare che faccia la famiglia, che siano i genitori responsabili. Questo vuol dire in concreto principio di sussidiarietà. Io intervengo solamente laddove posso aiutare a sostenerla e basta. Se ogni intervento fa più danni, questo è il punto. La Chiesa l'ha capito in modo, e anche questo è un problema. E questo sta alla base del distributismo, e l'unità di base è la famiglia.